Alessia, hai ricevuto un riconoscimento molto importante, di cosa si tratta? Allora, sono stata premiata nella categoria Master dalla Fondazione Barletta nell'ambito del premio Millennium Award. Si tratta di un premio destinato ad una decina di giovani italiani under 30 su diverse categorie. Nel mio caso la premiazione, la vincita è connessa ad un Master alla Bocconi. Ok, un master in cosa in particolare? Inizierò a settembre un Master in Marketing e Comunicazione. Da dove nasce insomma questa passione? Si è specializzato il tuo interesse in qualcosa di specifico? Cosa vuoi fare da grande? Allora, sicuramente mi piace studiare, mi è sempre piaciuto studiare e l'anno scorso ho iniziato a lavorare presso una società di consulenza di Bologna e mi occupo di marketing quantitativo e di strategia per le imprese, in particolare nell'ambito della sostenibilità e dei beni di largo consumo, e da lì poi ho deciso di specializzare la mia carriera universitaria sul marketing e quindi ho fatto domanda per questo master alla Bocconi. Alcuni di qui del paese ti ricordano da piccola mentre sognavi di diventare una diplomatica, no? Adesso che cosa è cambiato? Sicuramente affacciarmi al mondo del lavoro mi ha permesso di farmi un'idea più specifica di quali sono le funzioni, di cosa mi piacerebbe fare, e sicuramente mi piace rimanere in un ambiente qualificato e competitivo, così come la diplomazia, però insomma ho un po' cambiato idea poi in corso. Ok, ultima domanda, da Mura fino a Milano, sentirai comunque la nostalgia di tornare a casa qualche volta? Mm. Sì, dai. No, mi fa sempre piacere tornare e comunque l'ambiente, diciamo, della collina è fantastico rispetto alla vita sempre in città, però le opportunità che offre la città sono impareggiabili, quindi soprattutto in questo momento della mia vita sicuramente mi vedo in città.